Omicidio della pasticcera Roncade, tensione a Silea nell'abitazione dove vive Paolo Gorghetto, il nuovo sospettato a 35 anni dal delitto. L'uomo si professa innocente, la procura vuole risentirlo per capire come il suo DNA fosse sulla scena del crimine. L'ipotesi degli inquirenti è che il 29 gennaio 91 si sia consumato un delitto d'impeto. Il sangue di Gorghetto si trovava su una tenda della pasticceria, venerdì prossimo gli accertamenti del RIS. Un'indagine complessa con un imprevisto retroscena. L'indagato ha infatti un fratello gemello, è stato necessario verificare il DNA per escluderlo dalle accuse. L'ipotesi del delitto per caso per l'ex procuratore Fogliadelli, che parla di ferita aperta. La pista passionale fu un pregiudizio fuorviante. 18enne esce da scuola e viene travolto dall'auto condotta da un 80enne. La ragazza fortunatamente non grave, solo 3 giorni fa i 15 investiti dalla Porsche davanti alla scuola di Motta. 23enne di Santa Lucia di Piave, in sella alla moto, si schianta contro un mezzo pesante a Ormelle, il Centauro grave in ospedale. Una fuga a tutta velocità fino a 240 km/h, partita da Fontana Fredda, conclusa a Montebelluna. L'automobilista poi bloccato non si era fermato all'ALT della polizia locale. Da oggi chiuso definitivamente il passaggio a livello di San Zeno a Treviso. Preoccupati per le ripercussioni residenti e commercianti, l'assessore Zampese: non avevamo alternative, c'era un contratto da rispettare. Inchiesta sulla cabinovia Pollonio Socrepes. Salvini è a disposizione degli inquirenti, non ha nulla da nascondere, dice l'avvocato Maurizio Paniz, difensore della D di Simico, uno dei 3 indagati dalla procura. A Palazzo Ferrofini la proposta di legge regionale bipartisan per valorizzare e sostenere i caregiver familiari, fianco a fianco nella presentazione Alberto Stefani e Giovanni Manildo. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo dalle indagini, dall'inchiesta sull'omicidio nel 1991 della pasticcera di Roncade Sandra Casagrande. Omicidio che tiene banco un cold case riaperto dall'iscrizione nel registro degli indagati del 57enne Paolo Gorghetto. L'ipotesi del delitto d'impeto: il 29 maggio prossimo, quindi tra una settimana, gli accertamenti del RIS su quella che viene considerata la prova chiave, il DNA. Lei ha detto che si difenderà. Sì, lei si difenderà, signora. Vai a cagare. Rientra velocemente in casa respingendo le domande dei cronisti. Paolo Gorghetto, il 57enne originario di San Cipriano di Roncade, iscritto dalla procura nel registro degli indagati per l'omicidio il 29 gennaio del 1991 della pasticcera Sandra Casagrande, accoltellata a morte nel suo negozio. A Cendon di Silea, zona Case Popolari, dove Gorghetto vive, lo stesso figlio non vuole saperne della vicenda che ha improvvisamente travolto il padre. Non ero neanche in atto per questo evento qua, ho appena letto sull'articolo del giornale, io che cazzo vuoi che ne sappia? Tensione, arrivano polizia locale e carabinieri, poca voglia di parlare anche tra i vicini che si tengono alla larga da questa storia. È solo ciao, salve e arrivederci. Ma che lei sa che poi carabinieri di recentemente? Sì, li ho visti, sì. Quando? Li ho visti qualche settimana fa. Procura e carabinieri d'altro canto ostentano sicurezza. È chiaro che oltre al DNA c'è dell'altro. Il 57enne sarà a breve risentito dai magistrati, di fronte ai quali 2 settimane fa ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, nominando un proprio legale, l'avvocata trevigiana Fabiana Ceschin. L'uomo, poco più che 20enne all'epoca del delitto, si professa innocente, ma per gli inquirenti dovrà essere in grado di spiegare come mai il suo sangue è stato trovato sulla scena dell'omicidio, in particolare su una tenda insieme a quello della vittima, uccisa con 22 coltellate. Per avere la certezza che il suo DNA coincida con quello estrapolato nel 2007 dall'Università di Padova dalle tracce biologiche prelevate alla pasticceria Due Torri, il prossimo 29 maggio scenderanno in campo gli specialisti del RIS, chiamati a confrontare i profili genetici disponibili. Quello di Gorghetto è stato nuovamente isolato attraverso il prelievo effettuato l'8 maggio, ma in banca dati nazionali già c'era per un reato commesso nel 2016. È da lì che è arrivata la segnalazione di un codice genetico compatibile, grazie al fatto
fatto che la procura sul caso Casagrande ha sempre continuato a lavorare, salvo incappare in un ostacolo imprevisto. Gorghetto infatti ha un fratello gemello, il DNA ritrovato a Roncade sarebbe potuto appartenere anche a lui. Gli inquirenti hanno dovuto quindi procedere a una verifica, appurando che il codice genetico non coincideva ed escludendo l'uomo dall'indagine. E sul caso della pasticcera di Roncade, Sandra Casagrande indagò anche l'ex procuratore di Treviso Antonio Fogliadelli. Quel delitto, una ferita aperta, ci ha detto, la pista passionale, un pregiudizio fuorviante. Mentre per 35 anni si è cercato senza esito tra legami e conoscenze di Sandra Casagrande, la nuova ipotesi investigativa della Procura di Treviso, che ha indagato per omicidio l'aiuto cuoco 57enne Paolo Gorghetto, cambia del tutto la prospettiva. Il delitto della pasticcera di Roncade potrebbe essere stato compiuto d'impeto da un ragazzo giovanissimo che nulla aveva a che vedere con lei e che quella sera potrebbe aver perso la testa dopo un litigio. L'ex procuratore della Repubblica di Treviso, Antonio Fogliadelli, che nel 2007 riaprì l'inchiesta per poi chiuderla nuovamente nel 2009, commenta con interesse e sorpresa il rovesciamento di scenario. Che sembra affiorare proprio delle notizie di cui disponiamo, che non sia stato il delitto passionale o dovuto ad altri motivi, che costituì, purtroppo devo dirlo, che costituì allora, nella prima inchiesta e nella seconda, una sorta di pregiudizio investigativo, e tutti i pregiudizi, lo sappiamo, sono fuorvianti. Ora, questo caso invece capovolge la situazione e probabilmente prospetta una ipotesi che il delitto sia avvenuto quasi per caso, senza che ci siano particolari motivazioni alle spalle. Ipotesi che a Fogliadelli fa tornare alla mente un caso di strangolamento di una donna a San Donà, risolto solamente perché il colpevole si confidò con un compagno di cella a Roma. Da ex inquirente, Fogliadelli è cauto a tirare conclusioni. Il fatto che ci sia un indagato non significa ancora di avere un colpevole, naturalmente, un responsabile. Significa però che qualche cosa è accaduto di positivo, e non posso fare altro, con la prudenza che ogni investigatore deve avere, che fare i miei auguri perché la Procura della Repubblica di Treviso risolva un caso che, diciamo la verità, aveva lasciato una ferita aperta. Un delitto irrisolto, un caso di efferata violenza come quello di Roncade che rimane impunito, è una sconfitta dello Stato, continua l'ex procuratore, secondo cui probabilmente con le tecnologie di oggi il colpevole sarebbe stato individuato nel giro di poco, a patto però di rispettare quanto ripetuto per anni a uomini delle forze dell'ordine e giovani PM. Occorre che le indagini di carattere tecnico e la raccolta degli elementi di prova avvenga professionalmente, con assoluta competenza e cura. Questo mi pare di capire che non sempre accade. Insomma. Non sempre accade, nel caso Garlasco non è accaduto. E ora sentiamo il commento del sindaco di Roncade, Donadel, alla luce del nome del indagato per il delitto della pasticcera. Sono sorpreso, dice, e ricorda anche la paura che si viveva in quei giorni, auspicando ora che la giustizia faccia il proprio corso. Non avrei mai pensato che uscisse questo nome qui, l'ho sentito anch'io ieri. Lasciamo comunque che le indagini facciano il proprio corso, in modo tale che venga arrestato chi ha commesso realmente l'omicidio. Quel nome che è girato in questi 2 giorni qui, io sì, lo conosco anche personalmente, di vista, conosco la famiglia, insomma a Roncade ci si conosce un po' tutti. E mai avrei pensato che potesse essere la persona indicata per l'omicidio. Io all'epoca dei fatti ero poco più che un bambino, avevo 10 anni, ma ricordo bene quei giorni e quella tensione che girava in paese, perché c'era anche paura, no? Perché non si riusciva a capire o chi fosse stato a commettere un delitto così efferato. Quindi bene che la giustizia vada avanti, bene che la giustizia faccia il proprio corso, e non esiste delitto che debba rimanere impunito, anche se sono passati decenni.
Lasciamo quest'ampia pagina, andiamo al resto della cronaca. Allora, una notizia da poco arrivata in redazione, perché vi dobbiamo dar conto di 2 episodi di investimento. Uno è proprio degli scorsi minuti. Un bambino è stato investito da un SUV a Moriago della Battaglia tra via Caldritta e via Fiume. È successo nel tardo pomeriggio, immediata la mobilitazione di operatori del soccorso e carabinieri. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Il bambino trasferito al Cafoncello è sempre rimasto cosciente, pare stesse uscendo da uno stop in sella alla sua bicicletta quando è stato centrato dal mezzo. Sono i militari dell'Arma a occuparsi dei rilievi. E poi c'è, a distanza di 2 giorni dall'incidente in cui 3 ragazzi sono stati travolti, lo ricorderete, da un SUV Porsche all'esterno dell'istituto Scarpa di Motta di Livenza, un'altra studentessa, una 18enne di origini pakistane, questa volta è rimasta ferita in un incidente simile avvenuto a Oderzo poco prima delle 14 in via Roma. La giovane è stata travolta dalla Nissan Micra guidata da un 80enne che è rimasta illesa seppure sotto shock. La ragazza, dopo aver sfondato in parte il parabrezza dell'auto, è finita violentemente sull'asfalto. A soccorrerla il suo M118, sul posto anche la polizia locale, fortunatamente per la giovane ferite non gravi. E poi c'è stato un altro incidente questa mattina a Ormelle, stavolta all'incrocio tra via Piave e via Roncadelle, che ha coinvolto una moto e un mezzo pesante. In questo caso ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un 23enne residente a Santa Lucia di Piave, che ha riportato fratture multiple agli arti superiori e inferiori. Soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto, anche con l'ausilio dell'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Al momento risulta cosciente, non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di questo sinistro. Altro episodio ancora, siamo sempre sulle strade, ma parliamo di una fuga ad alta velocità fino a 240 km/h, pensate, partita da Fontana Fredda e conclusa nel Trevigiano. Al volante un uomo che non si era fermato all'ALT della polizia locale. Follia ad alta velocità tra il Friuli e il Veneto, dove una Mercedes AMG da 300 cavalli ha seminato il panico nelle scorse ore. Tutto è iniziato nel centro di Fontana Fredda. Il conducente ha ignorato l'ALT della polizia locale, sfrecciando tra pedoni e automobilisti terrorizzati. È scattato così un inseguimento da brividi proseguito in autostrada, dove il pirata ha toccato la folle velocità di oltre 240 km/h. Manovre shock che hanno costretto gli agenti a interrompere il contatto visivo per non causare stragi, attivando subito un piano d'emergenza interforze. Grazie alla sinergia tra la polizia locale, il centro operativo autostrade, i carabinieri di Sacile e il via libera della procura di Pordenone, le indagini hanno subito una svolta rapidissima. La vettura è stata infine localizzata a Montebelluna nel Trevigiano, dove il fuggitivo è stato identificato e assicurato alla giustizia. A commentare l'assessore Feltrin, che ricorda come il nuovo pacchetto sicurezza punisca severamente chi fugge all'ALT, prevedendo anche la confisca del mezzo. Infine, il sindaco Michele Pegolo ha applaudito l'equilibrio degli agenti, capaci di bloccare una condotta criminale senza causare feriti o danni a terze persone. Spaccio di cocaina. La squadra mobile di Treviso ha arrestato 2 cittadini albanesi di 23 e 29 anni sorpresi a cedere dosi di droga a 2 acquirenti di Treviso e a Treviso e a Silea. Complessivamente sono stati sequestrati 60 grammi di sostanza stupefacente e 20.000 euro in contanti. Sia il 23enne che il 29enne sono stati sorpresi a bordo delle proprie auto mentre cedevano agli acquirenti le dosi di cocaina. Le successive perquisizioni hanno consentito agli agenti di rinvenire nascosto sotto le scocche delle 2 vetture un contenitore metallico munito di calamita contenente altre dosi di droga pronte per essere cedute. Torniamo sulla tragedia dei sub alle Maldive. Sentito a Genova l'entomologo trevigiano Stefano Vanin, che era imbarcato come docente dell'Università di Genova sulla Duke of York. È previsto intanto per domani il rientro in patria delle 4 salme riportate a galla dai sub finlandesi, mentre lunedì sarà eseguita l'autopsia sul padovano Gianluca Benedetti.
È stato sentito in procura a Genova come testimone nell'ambito delle indagini sulla morte alle Maldive dei 5 subacquei italiani l'entomologo forense Stefano Vanin. Il trevigiano, che lavora per l'Università di Genova, si trovava a bordo della Duke of York, la nave dalla quale sono scesi in immersione la collega Monica Montefalcone, la figlia di quest'ultima, Giorgia Sommacal, la ricercatrice dell'Università di Genova Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri. A guidare la spedizione un subesperto, il padovano Gianluca Benedetti, 44 anni. Su quest'ultimo, il primo a essere recuperato nella grotta di Vavu a circa 60 metri di profondità, lunedì sarà eseguita l'autopsia che si terrà nell'ospedale di Gallarate, scalo medico di riferimento per i rientri transoceanici. A eseguire l'esame Luca Tajana, il medico che nel 2010 si occupò dell'autopsia su Yara Gambirasio. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Con Vanin, altri 2 docenti dell'Università del capoluogo ligure sono stati sentiti dai magistrati che tentano di ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo le salme dei 4 italiani sono pronte a tornare in patria nella giornata di sabato. Il loro recupero, effettuato in 2 diverse spedizioni da un team di subacquei finlandesi altamente specializzati, è stato fatto in modo gratuito. Eseguita l'autopsia si celebreranno a Padova, probabilmente nella chiesa della parrocchia di Cristo Re, dove vive mamma Paola, i funerali di Gianluca Benedetti, che dovrebbero essere fissati per la prossima settimana. E ora invece una doverosa rettifica in merito al servizio andato in onda nel telegiornale di Treviso mercoledì scorso relativo a un maxi blitz della Guardia di Finanza di Treviso e nel quale si associava erroneamente la figura di Flavio Zanarella coinvolto nella vicenda a Federcontribuenti. L'associazione Federcontribuenti Italia comunica con una nota che il signor Flavio Zanarella non ha mai ricoperto né ricopre alcun ruolo, incarico o funzione all'interno dell'associazione. Qualsiasi collegamento tra Federcontribuenti Italia e le vicende giudiziarie personali del signor Zanarella è privo di fondamento. Le informazioni precedentemente diffuse non corrispondono al vero. Doverosa rettifica che vi abbiamo riportato. Andiamo a Treviso adesso. Da oggi infatti chiude definitivamente il passaggio a livello di San Zeno. Preoccupati per le ripercussioni residenti e commercianti, con l'assessore Zampese che dice non avevamo alternative, c'era un contratto da rispettare. Un problema serio, ma non solo per me, anche per tutte le persone a piedi, in bicicletta, crea veramente un problema. Poi posso dire, incidenti non ce ne sono mai stati. Secondo me succederà di più adesso. Questo è quello che posso dire, certo è un problema serio. Ci chiudono proprio fuori. Transenne, cartelli con le nuove indicazioni, operai al lavoro per ridisegnare la segnaletica stradale e dirigere il traffico. Ancora una rivoluzione nella viabilità Treviso con la chiusura definitiva del passaggio a livello di San Zeno. Un intervento che risale ad un accordo di diversi anni fa tra Comune e RFI, procrastinato nel tempo, visti i problemi di infiltrazioni nel sottopasso di via Sarpi. Una volta risolte queste problematiche era stata chiesta un'ulteriore proroga per i lavori di Ponte Ottavi. Ultimato anche questo cantiere, da RFI è arrivata la richiesta di rispettare quel vecchio accordo. Non potevamo più tergiversare in quanto questo passaggio a livello andava chiuso circa 30 anni fa, quando è stato realizzato il sottopasso di via Sarpi da RFI. C'è una convenzione e c'è un contratto. La chiusura del passaggio a livello di San Zeno però preoccupa e non poco commercianti e residenti. Adesso è un casino perché la mattina i ragazzi che prendono l'autobus qua, che scendono perché c'è la scuola di là, se devo andare dall'altra parte là c'è un casino e loro attraversano, non c'è marciapiedi dove attraversare. Sì, almeno aspettare un po' la scuola che... La fine della scuola? Sì, almeno i ragazzi così potevano anche sistemare un po' marciapiedi. Sarà un problema perché poi questa strada qui con cui dobbiamo fare il giro non ha una pista ciclabile sicura, ha dei passaggi delle pedonali che sono un po' pericolosi per le persone. Dovrebbero lasciarlo aperto o fare un sottopasso, perché tutti quelli che, cioè noi siamo obbligati, noi abitiamo a Canizzano, noi siamo obbligati a prendere l'altro passaggio a livello e quindi non avere comunque, anche per ragioni di sicurezza.
Dall'assessore Zampese arrivano rassicurazioni sulla messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali. Dal sottopasso di Via Sarpi verso San Zeno stiamo intervenendo per mettere in sicurezza Via Duse, che al momento è cieca, e verrà aperta proprio con un percorso ciclopedonale in modo da favorire questo traffico. Prossimo step, la chiusura del passaggio a livello di Via Cacciatori per la realizzazione del nuovo sottopasso, durata dei lavori 2 anni. Speriamo bene che i lavori vadano filati e nei tempi previsti, perché sarà veramente un disagio qua a Viale Cacciatori. E MOM invece, Mobilità di Marca, continua a rinnovare la flotta dei suoi autobus. Sono 9 i mezzi appena acquistati che entreranno in servizio. Intanto l'azienda fa i conti anche con gli aumenti del costo dei carburanti, ma con una buona notizia per i passeggeri. Gli aumenti sono importanti, ovviamente però non abbiamo intenzione di aumentare i biglietti eppure tagliare le corse. Quest'anno siamo così, stiamo andando avanti e cercheremo di fronteggiare questi aumenti con le nostre forze. Stiamo facendo il possibile all'interno, con la speranza che tra qualche mese questa situazione straordinaria venga a cessare. I rifornimenti dei mezzi di trasporto sono sempre più costosi, ma per gli utenti di MOM non cambierà nulla né per i biglietti né per gli abbonamenti. È la buona notizia resa possibile dall'avanzo di amministrazione dell'azienda, che ha deciso così di calmierare le voci di bilancio senza incidere sulle tasche dei passeggeri. Lo stesso farà la provincia, socio di maggioranza. La nostra parte, che sono circa 800.000 euro, per metà andremo a riconfermare l'abbassamento degli abbonamenti per tutti i cittadini di Treviso, e l'altra metà la lasciamo a disposizione per far fronte ad eventuali crisi energetiche. I nuovi mezzi, dotati di tutti i moderni sistemi di sicurezza interna ed esterna, sono costati più di 3 milioni. Sono destinati 2 a Conegliano, 1 a Montebelluna, 3 a Vittorio Veneto, 3 alla cintura urbana di Treviso. Entro il prossimo anno metà della flotta sarà completamente rinnovata e non circoleranno più autobus Euro 3 e 4. È un risultato importante, un investimento importante. Stiamo ovviamente investendo non solo sul materiale rotabile ma anche su infrastrutture, e questo vuol dire che MOM ha una situazione economica finanziaria molto solida. In vista dell'estate, la FIT CGIL aveva paventato un rischio di eccedenza di una 50 di autisti a settimana, ma con la DON è categorico. Assolutamente no, non abbiamo mai parlato di una roba del genere. Qualcuno verrà impiegato perché è volontario nel servizio sulle spiagge con la TVO, altri verranno impiegati sul servizio di montagna con Dolomiti Bus, ma assolutamente il discorso di avere delle possibilità di alcune persone che non possono ricevere la busta paga, questa è una roba assurda. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, come sempre restate con noi. Di nuovo in diretta da studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo di caregiver, perché maggioranza e opposizioni unite oggi in Regione per la storica firma bipartisan del progetto di legge a tutela del ruolo dei caregiver familiari in Veneto. Firma storica a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove maggioranza e opposizione hanno dato il via libera alla proposta di legge regionale numero 10 dedicata ai caregiver familiari, ovvero a chi ogni giorno si prende cura di persone fragili, anziani o disabili. Il provvedimento, dal valore di poco più di 1 milione di euro, ha il titolo Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare. La firma, quella del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Cosa fa questo testo di legge? Permette soprattutto a queste persone di avere la certificazione del proprio percorso di cura e quindi poterlo spendere anche nel mondo del lavoro, la garanzia che queste figure siano integrate all'interno dei servizi sociali degli enti locali e quindi far sì che il piano di assistenza individuale sia gestito anche insieme al caregiver. Accanto a lui, nella firma bipartisan, anche i capogruppo di Lega,
Lega e PD Riccardo Barbisan e Giovanni Manildo. Non a caso questa proposta di legge è già stata ribattezzata legge Stefanildo. Moltissima soddisfazione, perché abbiamo una politica che, al di là delle contrapposizioni e giustamente delle diversi modi di vedere la società, sulle cose serie si unisce e cerca di dare delle risposte importanti per i cittadini. Una legge sui caregiver è fondamentale e dà delle risposte in modo vero a molti cittadini veneti. Secondo uno studio della CISL, su dati Istat 2019, in Veneto sarebbero circa 600.000 caregiver. Quasi la metà avrebbe registrato un peggioramento della propria salute fisica e mentale a causa del carico assistenziale. Il presidente Stefani ha sottolineato inoltre come la regione intende investire ulteriormente su formazione, sostegno e tutela di chi assiste quotidianamente un familiare. Significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta. Potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me. E ha parlato anche di Treviso, il nuovo rettore dell'Università di Ca' Foscari, Marco Sgarbi, pronto, ha detto, ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno all'insegna dell'innovazione. Non me l'aspettavo, ma è stato un lavoro di mesi per cercare di unire la comunità intorno a delle idee per il futuro di Ca' Foscari, per affrontare le grandi sfide che le università dovranno affrontare nei prossimi anni. Il mio primo passo è quello essenzialmente di fare una squadra che mi possa aiutare a progettare una Ca' Foscari pensata in ottica multicampus. Noi qui adesso siamo nel campus scientifico di Mestre, ma abbiamo un campus anche a Treviso, abbiamo il campus diffuso di Venezia, hanno tutte esigenze diverse e particolari che vanno valorizzate. Marco Sgarbi, il nuovo rettore di Ca' Foscari fino all'anno 2031-2032, è pronto a prendere in mano il timone per affrontare le nuove sfide accademiche che si presenteranno. La competizione con le università telematiche e il calo demografico, queste sfide bisogna affrontarle con forza, cercando di valorizzare la qualità nel campo della didattica e della ricerca che ha Ca' Foscari e la sua capacità poi di trasmetterla con impatto sul territorio. Un lavoro che non guardi al futuro ma che lo costruisca. Questo credo che sia un aspetto fondamentale per le università. Le università non possono rincorrere il futuro, devono essere il motore per la trasformazione della società, quindi dobbiamo riflettere su come impostare la nostra didattica, la nostra ricerca in modo tale da risolvere i problemi che ci saranno appunto nei prossimi anni. Professore ordinario di storia della filosofia, Sgarbi, che succede a Tiziana Lippiello, è il più giovane rettore nella storia dell'Ateneo Lagunare. È un segnale anche perché la nostra università si deve occupare principalmente di formare le nuove generazioni che siano capaci di cambiare il mondo e cambiarlo in meglio, quindi credo che sia importante valorizzare da questo punto di vista anche i nuovi giovani ricercatori, le nuove giovani ricercatrici che possono portare nuove idee per risolvere le grandi sfide del futuro. Il mio obiettivo è quello di creare una Ca' Foscari che sia vicina agli studenti e alle studentesse, ma attraendo comunque esperienza dalle persone che hanno lavorato per decenni all'interno di questa università e che hanno dato grande impulso e una grande forza e prestigio al nostro Ateneo. Quindi il tema è valorizzare la tradizione per pensarla per un futuro migliore. L'insediamento ufficiale è previsto il prossimo 1° ottobre. Nel quartiere del Piave adesso, perché il comune di Pieve di Soligo ha presentato la propria candidatura a capitale italiana del libro 2027. Pieve di Soligo ha tutte le caratteristiche per candidarsi in maniera vincente a capitale italiana del libro. Possiede uno straordinario patto della lettura, possiede una straordinaria rete di comuni con cui lavora, ha una serie di eventi già vocati sui giovani e sulle scuole con una straordinaria collaborazione. Pieve di Soligo si candida ufficialmente a capitale del libro 2027, forte delle tante iniziative portate avanti da anni per la promozione della lettura, avendo al centro la figura di Andrea Zanzotto, il poeta che per 30 anni ha insegnato in questo territorio, trasformando un paesaggio locale in un linguaggio universale.
Abbiamo diversi patti di lettura, diverse iniziative legate alla biblioteca, alla promozione della lettura fin dall'inizio della nascita e dalla prima infanzia per arrivare fino all'età adulta. Questo vuole essere la riconferma che noi ci impegniamo nella cultura. Ad accompagnare la candidatura il dossier Se non ora, quando? La domanda con cui Primo Levi, che di ritorno dall'incubo del lager aveva attraversato questi territori, interrogava il presente e la responsabilità di chi lo abita. Nel 2027 ricorrono i 40 anni dalla sua morte, un'occasione per riattivare la memoria collettiva attraverso la lettura. Se non leggiamo adesso per capire meglio la contemporaneità e dare vita a nuove idee di sviluppo, quando? Un progetto molto completo che vuole dire una cosa fondamentale: senza leggere non possiamo immaginare una comunità competitiva e coesa. 31 i dossier presentati, entro fine luglio la selezione delle finaliste. A fare da testimonial alla candidatura di Pieve lo speaker radiofonico Filippo Solibello. Un territorio stupendo, un territorio, una comunità viva, attiva, che ama leggere, e allora quale migliore possibilità? Se non ora, quando? Pieve, candidata a capitale italiana del libro 2027, Pieve che deve essere la capitale italiana del libro 2027. La splendida cornice invece del Giardino dei Grani a Treviso farà da palcoscenico allo speciale concerto per Enea. Il tango incontra il jazz, in programma domani 23 maggio alle 17. Un'occasione per godere della bellezza di questo angolo verde della città, ma anche per offrire un momento di musica e svago ai residenti e ai collaboratori di Enea, visto che il giardino fa parte del progetto Borgo Mazzini Smart Co-Housing. Protagonista del concerto, nato da un'idea del violinista Giorgio Pavan e dal presidente di Enea Mauro Michelon, sarà la Blue Note Small Orchestra. Domani la finale invece del 52esimo concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte a Treviso. 105 i concorrenti provenienti da 18 paesi del mondo nelle audizioni iniziate lunedì. Vediamo il servizio. Sono in 105, vengono da tutto il mondo e sognano una carriera nella lirica. Si è aperto ufficialmente il 52esimo concorso per cantanti lirici under 35, intitolato alla grande Toti Dal Monte, indimenticata interprete veneta al Teatro Mario Dal Monaco, omaggiata per l'occasione dalle vetriniste del Treviso Comics Book Festival. I fiori, che sono il leitmotiv del concorso, saranno in esposizione in tutte le vetrine di Corso del Popolo, mentre nel foyer del teatro ecco il salotto di Violetta, allestimento di alcuni elementi di scena della Traviata, andata in scena nel 2018. A dirigere la giuria il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, insieme al direttore Stefano Canazza, che ricorda che l'arte unisce e non divide. In questo momento la musica unisce i popoli, come è una testimonianza anche questa in questo momento così particolare e difficile che stiamo vivendo. Quindi la musica aiuta, e anche questo concorso, come vedete, non ha confini. Si conferma quindi Treviso città della lirica, città e teatro importante al mondo, perché in questa maniera, attraverso il concorso, si parla di Treviso, oltre che per la lirica, anche per tutte le eccellenze che Treviso rappresenta. Quindi il teatro è un volano di informazioni, di unione e di rappresentanza anche nel mondo. La giuria ascolterà tutti i cantanti entro un paio di giorni, promuoverà poi i vincitori alle semifinali per arrivare alla finalissima di sabato, giorno in cui dalle 17 si apriranno le porte anche per il pubblico, che potrà assistere alle fasi conclusive e all'assegnazione dei ruoli che per qualcuno valgono già una carriera. Chi vince infatti sarà scritturato per 4 repliche della Traviata nella stagione autunnale. E adesso andiamo invece a sentire che tempo farà nel fine settimana dal nostro generale Giancarlo Iannicelli. Un'area anticiclonica di alta pressione interessa tutte le nostre zone e ha garantito il ritorno al sereno, addirittura un avvio di estate. Infatti le temperature sono aumentate anche di 10-12 gradi rispetto a un paio di giorni fa. E questo grazie, ripeto, a quest'alta pressione che è piuttosto vigorosa e che, come vedete dalla carta del tempo, mantiene lontani i sistemi perturbati, quindi si prospetta un fine settimana veramente di bel tempo, estivo, caldo, con cielo sereno, un po' di nuvolosità sui rilievi, ecco, dove non è escluso naturalmente qualche fenomeno temporalesco anche di bel tempo. Anche i prossimi giorni, la prossima settimana, all'inizio della prossima settimana sarà con queste caratteristiche, quindi col cielo in prevalenza sereno, poi a metà
metà e fine prossima settimana potremmo avere un peggioramento. Comunque un peggioramento, ripeto, sempre del tipo estivo, insomma degli annuvolamenti, magari qualche temporale, nulla più. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature, abbiamo detto, vedete, le massime hanno raggiunto subito i 30 gradi, quindi si manterranno su questi valori, addirittura al massimo domenica, lunedì con 32 gradi, poi tenderanno leggermente a calare, ma rimangono alte. Le minime 17-18 gradi. L'Alto Adriatico tende al mosso temporaneamente, ma poi tende, diciamo, a calmarsi, quindi a essere poco mosso. È tutto. E noi adesso andiamo alle notizie dalla Bellunese. E ripartiamo dall'inchiesta sulla turbata libertà dell'appalto per la cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina dopo il nome dell'amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini. Emergono ora anche le identità degli altri 2 indagati. Sono la responsabile unica del progetto Valeria Cepi di Simico e Angelo Redaelli, legale rappresentante della Graffer SRL, la società incaricata dei lavori, gli altri 2 nomi delle persone iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine della Procura di Belluno sui lavori di esecuzione della cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo, la cui entrata in esercizio era prevista per l'inizio dei Giochi Olimpici invernali del febbraio scorso. Oltre a Cepi e Redaelli risulta indagato l'amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. L'ipotesi di reato contestata dalla Procura è quella di turbata libertà degli appalti. Nella giornata di giovedì sono scattate le perquisizioni personali e societarie eseguite in 5 città italiane, in particolare nelle sedi di Simico e di Graffer SRL, capofila dell'Associazione Temporanea di Impresa con la bellunese Dolomiti Strade e Ecoedile di Bergamo. Intanto arrivano le prime reazioni della difesa. Attraverso il proprio legale, Angelo Redaelli di Graffer SRL respinge ogni addebito. Siamo assolutamente convinti di essere nel giusto, afferma l'avvocato Benedetto Maria Bonomo, che all'ANSA dichiara di auspicare una rapida chiusura del fascicolo, usando toni tutt'altro che concilianti. Il legale conferma che la società non è nuova a procedimenti su ipotesi perturbativa d'asta e sempre siamo stati assolti, dice. Bonomo contesta anche la scelta della Procura di diffondere comunicati stampa. Ci vorrebbe un po' di più prudenza prima di rilasciare informazioni che lasciano il tempo che trovano le sue parole. L'inchiesta della Procura di Belluno procede con gli accertamenti e le attività sono rivolte a rafforzare un solido compendio probatorio, nel frattempo già acquisito. E la D di Simico Saldini ha chiesto di essere sentito prima ancora di aver visto le carte dell'inchiesta. Il suo avvocato ci spiega le posizioni della difesa. Vicenda delicata, quella relativa alla cabinovia Apollonio Socrepes e ai risvolti giudiziari che vi vedono coinvolto il commissario di governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini, che per la sua difesa ha scelto l'avvocato Maurizio Paniz. Il dottor Saldini è molto dispiaciuto perché ritiene di essere una persona onesta ed è a posto con la propria coscienza e questo evidentemente lo amareggia, come amareggerebbe qualsiasi persona per bene nel momento in cui viene colpita da un avviso di garanzia, da un sequestro di carte eccetera, però guarda al futuro con assoluta serenità. Saldini, senza avere visto le carte dell'inchiesta e senza che nemmeno il suo legale le abbia viste a sua volta, ha chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Si presenterà spontaneamente e lo farà senza aver prima controllato le carte, cioè anche senza aver verificato la consueta discovery che in genere precede la disponibilità degli inquisiti ad essere interrogati. Questo è un segnale che non ha nulla da nascondere e che è pronto a dire tutto quello che sa nella maniera più ampia possibile. Il completamento della Apollonio Socrepes comunque non dovrebbe essere minimamente interessato dalle verifiche in corso da parte della magistratura. Non c'è un sequestro dell'opera, non c'è un intervento su quelle che sono le infrastrutture. L'opera andrà avanti nel suo completamento, è una questione che riguarda personalmente il dottor Saldini e le altre 2 persone che sono inquisite per turbativa d'asta, ammesso che poi questa turbativa d'asta davvero si concreti in qualche cosa. Al momento non mi pare che il quadro di elementi a disposizione siano penalizzanti.
Nel pomeriggio in cattedrale a Belluno l'ultimo saluto a Gianclaudio Bressa. La carità come meta della sua azione politica, l'amore per la sua famiglia, la passione per Belluno e l'Italia, che conta ancora e suggerisce uno stile di vita. L'ultimo saluto a Gianclaudio Bressa ha raccontato la summa dell'uomo, del suo mestiere, della sua vocazione. Un fantastico, unico, incredibile costruttore di ponti tra comunità diverse, tra idee diverse, un uomo di dialogo, un uomo delle istituzioni, sempre molto attento a valorizzare i territori. Una persona da cui ho imparato tanto, perché alla mia prima esperienza in Parlamento eravamo nella stessa commissione e lui era ovviamente uno dei parlamentari di maggiore esperienza ma competenza. Un amico vero, poi ricorda che di un riconoscimento unanime delle sue qualità, competenze, serietà, buon umore anche, grande capacità di lavoro, veramente. L'ha passata tutti, amici e avversari. All'omelia Monsignor Attilio Zanderigo, parroco del Duomo di Bressa, ha detto: tesoro prezioso che resta patrimonio comune. Caro Gianclaudio, davanti al Signore ricordati di Belluno e delle tue montagne che hai tanto amato. Ricordati di noi tutti. Ricordati dell'Italia che hai amato e servito. Un amico storico e un maestro per i compagni di scialuppa che hanno accompagnato Bressa nel viaggio finale. Uno dei pochi veri riformisti che io ho incontrato, e cioè uno che aveva capito che le cose si cambiano con la conoscenza, con la competenza e con il lavoro concreto e non con le chiacchiere. Fra i banchi assenze che fanno rumore e presenze importanti e grate. L'Alto Adige rideve molto perché è stato un periodo davvero dove l'autonomia si è sviluppata grazie al suo lavoro, soprattutto è stato un grande mediatore tra le culture e poi soprattutto una persona di una grandiosa umanità. Qualità emerse nel ricordo commosso della famiglia, preparazione, schiettezza, capacità di superare con un sorriso le difficoltà e ancora la sua umanità. Per noi figli la dicotomia tra privato e pubblico è forte e lo è sempre stata. Per noi il papà era il papà, ma in questi giorni l'affetto e la stima delle persone che hanno incontrato il suo cammino e condiviso con lui anni di politica, una delle sue vere passioni insieme al Milan e alla buona cucina, e tutti lo sappiamo, tutto questo affetto e tutta questa stima ci stanno veramente travolgendo. Belluno ha salutato così Gianclaudio Bressa, con l'onore dovuto a chi è stato sindaco della città e servitore dello Stato. Con queste parole noi ci fermiamo, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, come sempre adesso le previsioni del tempo, a voi tutti una buona serata, arrivederci.